Buonasera, benchiatazza a Gnovis. Incidente mortale non si è risultato a Maron di Bruniere in via Puglia. Roberto Maccandi, 43 anni, alliere in sele alla sua moto, quanche per causis che gli sfuarci dall'ordine sono anche moda ura viodi, all'estate chiappata di una macchina menade di una femmina dal pueste che non ha riportato dam. Une vore grivis, gli feridis di Maccan che non hanno lasciato speranze. Sul puesta sono arrivati da ormai sanitari che però non hanno potuto fare nulla altri che chiappate dalla morte dall'omp. Sul look dall'incidente sono arrivati anche i pompiers e i carabinieri di Sacil. Infortuni sul puesto di Vore a Pulfart, alla zona di Malghemie. Un operario che ieri da ora lavora con un escavadora è stato inchiastrato e ha riportato feriti su nevore seris. Il personale di soccorso lo ha menato all'ospedale di Udine in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita. Sono arrivati anche i pompiers per liberarlo dalla macchina. All'estate si arata per 60 dis il bar-ristorante da Teodora a Sequals. Il paron Ferdinando Polegato, conosciuto per le imitazioni di Benito Mussolini e che non l'ha mai platadis le sue simpatie per il fascismo, aveva fatto un video dentro dal suo ambiente che sburtava alla violenza, alla ribellione e al giustizialismo quintri dalle istituzioni, facendo riferimento anche a gruppi di lotte organizzate. Il filmato poi è finito sui social network, di che la decisione dal questore di Pordenone Marco Dorisio di farlo sierà. E sono 111 i nuovi casi di Covid-19 saltati fuori dalle ultime 24 ore in Friuli Vignesi e Giulia, a fronte di poco manco di 11.000 tampons tra molecolari e antigenici. Non sono stati registrati morti, sono voti in tutte le persone ricoverate in terapie intensive e 30 volte che in altri reparti. Come anche una settimana, la entrata in vigore dall'obbligo dal Green Pass sul Puest di Vore si sono formati lunghi codici fuori dalle speziarie per fare il tampon e arrivare così a avere la certificazione verde. A Porcie, fin di di mattina, più di 200 persone si aspettavano di entrare dentro e tanti di loro hanno scognuto rinunziare dopo ore che aspettavano. La stessa situazione, anche se con numeri più bassi, si è ripetuta in diverse zone dal Friuli, Vignesi e Giulie. Il brutto tempo, come che si spietava, alla chiappata la nostra regione con plois forti e aiar, in particolare a Monfalcone una violenta sglavinade e ha causionato un evore di difficoltà in città, con cantini e strade inagadis. A fa là in piese la situazione si è mettuta anche il Siroc che ha bloccato il deflusso da laghi. La viabilità è stata rallentata, massime sulle tarondis di Lunc, la strada statale, Cutuardis e sunche di Marina Giulia, là che va a defluilaghe alla dite la sindachessa della città dai cantiers, Anna Maria Cisint. Il provvedimento sui parks voltaics dal Friuli Vignesi e Giulie al momento all'arresto fair, a deciderlo il Consiglio regionale Calà di Spietà, che la conferenza Jenfri State e Regions decide sull'argomento. Sentiamo il Consiglio regionale Lorenzo Tosolini. L'argomento alla di si affrontato perché sono stati depositati di stanti domande per il fotovoltaico a Tiare e allora l'argomento alle chialte. Domani si conclude a Roma le trattative Stato-Regioni sulle norme guida, che sarà un decreto che sarà emanato direttamente dal Ministero in maniera tale che come non può fare una norme su un regolamento vecchio di design, mentre come è a fare una robe che non sarà assolutamente, che sarà di tornare a fare esattamente perché dopo le norme
scatterà l'obbligo da parte di tutte le regioni e province autonome ad adeguarsi alle norme nazionali, anche perché dopo partirsi in ricorso dal punto di vista amministrativo o alle consulte e allora si ferma giù da capo e quindi fa una legge che sia organiche e immediatamente operative senza inquinare ricorso oppure andiamo a piedi del riconoscimento di DAMS da parte delle società che non hanno avuto delle risposte adeguate. L'assestamento che lo viene fra 15 giorni, il Presidente ha già porterà in giunta queste settimane, probabilmente Vinars, una norma che mette in stand-by i progetti che sono attualmente in itinere, in maniera tale che partisse il percorso in maniera virtuosa dopo l'accordo Stato-Regione. La proposta di legge è stata tirata fuori dall'opposizione che non è d'accordo sul metodo di bande l'argomento. Non si interfere il segretario regionale del PD Cristiano Sciaurli. Scelte sbagliate e pericolose. Sono 6 mesi che abbiamo presentato una legge che semplicemente diceva di mettere dei limiti al fotovoltaico sul terreno agricolo e naturale. Ora rischiamo di perdere centinaia di ettari dei nostri terreni naturali e agricoli e bastava che la regione facesse le sue competenze di quelli che sono i terreni che non vanno bene, stimolare al fatto di fare sui test e salsare fattiare tessari ex militari, ex industriali dismessi. O poteva essere una regione che con le sue autonomie faceva un passo in avanti a livello nazionale e dimostrava che le specialità servono a fare. Per l'ennesima volta abbiamo deciso di non scegliere. E soprattutto le senti bessoe in questi comuni e le senti anche con tensioni sociali in questi territori che vi hanno una depravazione e speculazione sui nostri territori per fare mega implants anche di 100 ettari alla volta che rischiano di trasformare il paesaggio per i prossimi 20 anni. E sono 6 mesi che aspetti 24 ore, ma noi i cittadini di questa regione e ovviamente anche gli agricoltori e chi che si preoccupano dall'ambiente in questa regione. Sono 6 mesi che vengono depositate le proposte di legge. E sono cambiati poi volte le normativi e non è queste volte che non scambiava altro. Bisognava avere il coraggio di decidere e di chiappare una posizione, ossia pennesime volte a rinviare una decisione e ripeto, secondo me, con un rischio veramente fuori di stravolta il territorio, in particolare del Friuli e delle pianure furlane, dei sari agricoli sui prossimi 20 anni, senza che le regioni disinire, neanche che facedi quelle che le sue competenze, ovvero individuali sari che non vanno bene. Mario Raggi si è dimettuto di presidente dalla NET dopo essere stato condannato in primo grado per il crack Fingestim. Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che ha ricevuto le dimissioni, ha detto che dentro di ottobre sarà nominato il nuovo consiglio di amministrazione, dal momento che già 2 dai 5 consiglieri si erano dimettuti. Il nuovo consiglio avrà il compito di nominare il nuovo direttore al posto di Massimo Fucaro, che si era dimettuto in aprile. E è anche una preoccupazione dal mondo dell'industria per il costo di gas, elettricità e materie prime, che queste volte l'allarme all'arrivo di Assopannelli e dal suo presidente nazionale Paolo Fantoni. L'esplosione dai prezzi dalle materie prime e dalle energie sono da ora causata una reazione a chiadene che rischia di mettere in venoglon le aziende, al Conte Fantoni. In manco di un anno il prezzo dal gas è cresciuto dal 600%. Colpe dall'indisponibilità dai rifornimenti, al nasce il pericolo di bloccare i cicli di produzione, al dice anche il presidente di Assopannelli, e l'aumento dai costi in tutte le filiere con un indice che va da 20 al 400%. La palestra di Caprive del Friuli, in grazie di un stanziamento regionale a Pueste, sarà mettuta in sest dal DUT. Non si fevele il sindaco Daniele Segon. Mi ha fatto anche particolare spirit perché vi inaugurato una mostra proprio qualche giornata fa dal nostro fotografo storico Mario Grion e vi vedevi la palestra, la sua struttura originaria del 1960. A Wave Odile, insomma, quasi addirittura d'arrivo è un gruppo importante, è una palestra scolastica, quindi a sostegno dell'attività fisica da scuola primaria, scuola elementare, dalla scuola dell'infanzia e dell'asilo.
ma ha anche una vocazione di comunità, la palestra in cui le nostre associazioni, la nostra comunità si incontrano, altri speriamo in maniera veramente importante di riprendere tutte le attività di associazioni dopo la pandemia e quindi che il look che si è abituati a incontrarsi, a chiacchierare, a discutere e a fare fiesta. Quindi un intervento, un gruppo importante, 450.000 euro finanziati da Regione Friuli Venezia Giulia e originariamente anche da provincia di Gorizia, che dal 2022, il primo mese del 2022, si augurano di tagliare il nastro e quindi di tornare a dare al nostro paese insomma, la palestra che è un look, che è un grande di tocco di storia di questa comunità. E anche per osgnot alle dute si torna a vio di domani, di sera, alle snuf, mancul vince. Mandi.